Soprattutto un amico, ma la cosa che più... Beh, ieri ho avuto la notizia mi ha lasciato incredulo, sono cose che quando le senti o ti vengono dette resta sempre quell'incredulità e quella meraviglia. Tra l'altro una persona così attenta ai dettagli, minuziosa nel proprio lavoro e minuziosa in tutte le attività sportive e gli hobby che aveva, sono rimasto veramente basito. È ancora sbigottito Stefano Grigoletto, ex assessore comunale a Padova e amico di Nicola Baso, il sessantenne che ha perso la vita nello schianto del suo ultraleggero in provincia di Venezia. Una persona attiva, appassionata e soprattutto meticolosa. Uomo dalle molte passioni, Baso imprenditore nell'azienda di famiglia a Bovolenta. Generosa, attenta, simpatica, disponibile. Quando faceva una cosa aveva quasi un che del maniacale nel portarla a termine per farla al meglio possibile. Un ottimo amministratore dell'azienda di famiglia, ripeto, ci mancherà. Nicola Baso era stato anche candidato con Fratelli d'Italia alle elezioni comunali del 2022, come ricorda Elena Cappellini, che di Baso era amica di lunga data. Baso avrebbe compiuto 61 anni. I primi giorni di settembre lascia due figli chiusi nel dolore per la perdita del padre, che è stato un faro nella loro vita. Molte le passioni di Nicola Baso, su tutte il volo che praticava da tantissimi anni. È uno dei pochi che avrà avuto anche il brevetto di pilota di linea, non solo un brevetto anche molto complicato come posso dire, dove c'è uno studio a monte non da poco, quindi era più che un pilota esperto.